Rappresentanti del territorio, segretari provinciali o cittadini, esponenti delle amministrazioni comunali. La Lega nei collegi uninominali presenta volti più o meno noti, espressione delle realtà locali, quella che qualcuno polemicamente definisce la terza fila del partito. Penso che queste liste siano state fatte dopo aver consultato i segretari provinciali, aver dato dei giudizi e delle indicazioni e naturalmente la parola finale e gli ultimi ritocchi li ha fatti un certo Matteo Salvini. Nel dettaglio alla Camera nomi come quello del segretario provinciale di Treviso Dimitri Coin, del sindaco di Meduna Marica Fantuz e al Senato del segretario di Treviso Massimo Candura. Non mancano poi volti nuovi come Ingrid Bisa alla Camera. Persone anche giovani, di persone che possono veramente fare qualcosa e rappresentare il Veneto in quel di Roma. Ci sono rappresentanti del territorio, delle segreterie, tanti sindaci, femmine, quindi questa legge del 40% noi l'abbiamo abbondantemente superata. Soddisfazione all'interno di Forza Italia per essere riusciti a portare a casa a Treviso un collegio uninominale. Avere Raffaele Baratto all'uninominale a Treviso è sicuramente un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni in provincia. E ora ci si concentra sul proporzionale. Proporzionale invece vedremo i nomi di alcuni big regionali del partito, per cui nessuna interferenza dall'esterno, da fuori regione,